Prepariamo le ossa di morto. Ci serviranno 200 g di mandorle, 100 g con la buccia e 100 g senza buccia, chiaramente tostate. 120 g di mandorle macinate, 2 albumi montati a neve molto ferma, mezzo cucchiaio di cannella, la scorza di un limone grattugiata, 160 g di zucchero semolato. Iniziamo. Iniziamo a mescolare gli ingredienti. Aggiungeremo la farina di mandorla, la cannella e la scorza di limone. Aggiungiamo quindi lo zucchero. Mescoliamo in modo sommario, dopodiché inizieremo a mescolare con gli albumi. Aggiungiamo quindi il composto agli albumi montati a neve. E quindi mescoliamo. A questo punto, come se stessimo facendo delle polpette, prendiamo una parte dell'impasto, le diamo una forma irregolare e dopodiché la mettiamo in teglia. Cerchiamo di fare tutte le palline della stessa dimensione in modo che la cottura sia uniforme. Dopo circa 25 minuti di cottura a 160 gradi, questo è il risultato. Adesso andremo a spolverare la superficie con un po' di zucchero a velo e serviremo. E dopo una delicata spolverata di zucchero a velo, questo è il risultato. E ora l'assaggio. Buonissimi, buon appetito!